Una buona serata telespettatrici e telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde e ben trovato, buona serata anche al Sindaco di Padova Sergio Giordani, ospite nei nostri studi. Buona serata a tutti voi. Sindaco, ormai insomma siamo addirittura d'arrivo, la stagione estiva sta per cominciare, però questo non significa che per voi ci sia meno lavoro da fare, anzi è un periodo particolarmente delicato, soprattutto sul fronte dei cantieri. Caldo non sotto l'aspetto meteorologico. Certo, insomma non vi fate mancare nulla. E da questo punto di vista, Sindaco, vorrei cominciare con lei questa puntata parlando di un tema estremamente delicato per la città che insomma, le ha causato e le sta causando anche più di qualche cruccio. Stiamo parlando del tema legato allo Stadio Euganeo, alla curva sud, questa curva sud veramente maledetta, insomma, che sta creando e ha creato molti problemi in città. Negli ultimi giorni c'è stata una presa di posizione molto forte che riguarda in parte lo stadio, non solo lo stadio ma anche lo stadio da parte dei tifosi, da parte del tifo organizzato del Calcio Padova. Noi abbiamo preparato il tutto in un servizio, glielo facciamo vedere, Sindaco, poi con lei. Più che le questioni del Calcio Padova ovviamente affronteremo il tema dello stadio. Vediamo. Gli ultras del Padova prendono una posizione netta e clamorosa nei confronti della società, dell'amministrazione e non solo. Nella prossima stagione, la sesta consecutiva in Serie C, niente abbonamenti allo Stadio Euganeo e tribune disertate in occasione delle gare casalinghe. Ben più di uno sciopero del tifo, una chiusura netta e totale nei confronti del club, di patron Ugurlian, dell'amministrazione comunale e dell'ambiente dell'imprenditoria padovana tout court. La decisione è maturata martedì sera nel corso di una riunione convocata dalla frangia più solida del tifo biancoscudato. Non abbiamo più la tribuna Fattori, hanno scritto gli ultrapadovani in un comunicato riassuntivo della decisione. Siamo relegati in castigo, inermi, ad osservare quella che è diventata la classica opera incompiuta italica. Lo Stadio Euganeo non è altro che lo specchio di una situazione disastrosa a 360 gradi qui a Padova. I tifosi del tifo organizzato attaccano quindi anche la società. Disumanizzata, sorda, cieca, senza alcuna programmazione, totalmente indifferente all'umore della piazza. Un dirigente codardo, riferimento chiaro al DS Mirabelli, nascosto in ogni momento chiave e artefice di un clima profondamente negativo con la piazza, e al vertice un socio di maggioranza che non riesce mai a prendere un volo low cost per venire a Padova a vedere il suo investimento. Infine, nel comunicato, la laconica considerazione su tutto l'ambiente. Una politica disinteressata alle sorti del calcio Padova che continua a buttare i soldi dei contribuenti in questo stadio disumano, un patrimonio cittadino ridotto a qualcosa di ingombrante, marginale, a tratti fastidioso. Quindi, in chiusura, la clamorosa decisione. Gli ultras del Padova non si abboneranno e diserteranno lo Stadio Euganeo, richiamando ogni tifoso a seguire la stessa linea. Tutti i nostri sforzi e sacrifici, hanno scritto, saranno rivolti a portare quanti più tifosi in trasferta, in una Serie C che assomiglia più ad una Serie D. La gestione tecnica del nuovo allenatore Matteo Andreoletti rischia quindi di partire in un clima tesissimo, con uno stadio semivuoto e una posizione di ostracismo e indifferenza nella quale la squadra sarà chiamata a costruire un campionato che parte su basi assolutamente ripide. Sindaco, insomma, questa curva sta veramente creando molto malcontento in città e in primis ovviamente dispiace a lei, immagino, insomma, so che è così, per tutto quanto sta succedendo, e credo che sia una delle questioni che le crea anche più pensieri attualmente. Sicuramente sì, però vorrei distinguere tra società e la curva. Allora, io spero, mi auguro, al di là della curva, che i tifosi continuino a venire allo stadio per sostenere la squadra, è molto importante. Non avere la curva a fattori, non avere il sostegno dei tifosi, i più giovani, i più attaccati alla squadra, vuol dire un problema per la società. Per cui veramente invito a ripensare questo atteggiamento. Non dico a fare abbonamenti, questa è una scelta loro, ma far sì che venire al stadio, sostenere la squadra. Anch'io sono amareggiato, ogni volta che vado a vedere la partita e vedo la curva, è una cosa impressionante, veramente una cosa difficile da digerire per me, perché al di là di essere sindaco, sono un tifoso, per cui separiamo le due cose, sostenete la squadra, venite, fate il tifo, aiutiamo la società, perché al di là di tutto, una società che ha investito moltissimo senza risultati. Anch'io nel suo tempo ho investito, anch'io, la mia famiglia, altre due famiglie hanno investito e non avevamo risultati. Per cui
Capisco l'amarezza dei dirigenti e capisco anche l'amarezza dei tifosi. Per 2 anni, per 2 punti non siamo andati in Serie A. E tutti mi dicevano, ah, non volete andare in Serie A. In quel caso volevamo andare in Serie A. Altro non si riusciva. Per cui aiutiamo la società, questo è importante. Adesso passiamo alla curva. La curva, abbiamo avuto una disavventura sotto l'aspetto amministrativo. Quando succede queste cose diventa difficilissimo uscirne, perché chi ha vinto la gara, ha vinto l'appalto, andando tutto bene. C'è stato un errore amministrativo da parte dei nostri tecnici, l'ho detto già tante volte, che ha dato un subappalto a un'azienda che non aveva la SOA, cioè non aveva la possibilità di lavorare per l'amministrazione pubblica. Da lì sono partiti i problemi. È stato interrotto il contratto con questa società, giustamente è stato bloccato lo stadio, sequestrato la curva. Adesso riprendere i lavori è una cosa difficilissima, perché la vecchia società che ha costruito la parte di curva che vedete non ha certificato i lavori fatti, per cui come amministrazione dobbiamo certificare, trovare chi certifica i lavori fatti sotto l'aspetto sicurezza, e stiamo già facendo. Abbiamo trovato un altro architetto, un altro ingegnere che faccia la progettazione. In pratica è come partire da zero. Lo so che per i tifosi non gli frega niente questo discorso qua. Dico, non la curva, ma vi garantisco a tutti quanti che sia io che Diego Bonavina ne abbiamo messo il massimo di impegno. Nessuno ci ha chiesto di fare la curva, nessuno, né società né tifosi. Altro che il nostro spirito sia sotto l'aspetto sociale, sportivo. Volevamo fare qualcosa per la città sotto l'aspetto stadio, perché avevamo una possibilità di richiedere un finanziamento pubblico, e per cui abbiamo approfittato di questa situazione, perché mai avremmo avuto risorse comunali per farla. Abbiamo approfittato di questa situazione per fare una cosa. C'è stato un aumento dei prezzi, è stato insomma, 1000 guai. Purtroppo non è facile venire fuori. Ne usciremo sicuramente. Stiamo lavorando, vi garantisco, ogni 10-15 giorni c'è questo argomento sul tavolo del direttore aziendale, del sottoscritto, dei dirigenti. Ne stiamo uscendo. Come pensavo io? Pensavo di fare presto? No, non si fa presto. Io penso da oggi che ci vuole per il prossimo campionato, non quello che inizia, ma il prossimo. Settembre 2025 per sarà intenderci. Pronto lo stadio, sarà. Però se uno dice giuro col sangue, no. Certo. Perché non so quante cose possono capitare. Ci abbiamo messo solo 6 mesi a certificare la fonda trave, perché era un problema di responsabilità. E quando c'è il problema di responsabilità, se è fatto bene, è fatto male, l'ha portata, vi garantisco che è difficile. Abbiamo trovato l'azienda che l'ha certificata, per cui questa è una cosa che mi tocca moltissimo, come mi tocca la Piani. Io capisco i tifosi, la Piani stava crollando la curva, stava crollando, cosa devo fare? Abbiamo battuta, secondo me abbiamo fatto una cosa bellissima alla fine, sarà pronta qua tra 5-6 mesi, una cosa bella, nessuna attenzione di toccare la Piani, assolutamente. Però credo che Lugano interessi un po' di più in questo momento. Interessa tutto, perché un tifoso, io ci ho passato 10 anni dentro, ci ho passato 10 anni, sia come tifoso, come vicepresidente, come presidente, ci ho passato, no, presidente no, ci ho passato tantissimo tempo, conosco perfettamente gli spogliatoi che non erano adeguati, un po' alla volta, anche tramite i privati, tramite la gestione, a suo tempo c'era Cestaro messo a posto. Adesso mettiamo a posto l'ultimo pezzo e sarà uno stadio bello, ma sarà uno stadio che può contenere 100 persone. Certo, un'operazione un po' a Marcord, diciamo. Non è sicurezza, però vi garantisco che alla fine sarà molto bello, sarà molto bello. Ritornando a Lugano. Eccolo qua. Io dico, ogni volta che vado allo stadio mi giro dall'altra parte, quindi mi dà fastidio vedere. Lo so che uno dice è finito, non è finito, purtroppo manca tutta la sicurezza, ma in passerella, ma manca un sacco di cose. Dobbiamo investire ancora di soldi. Ma senta, ma se tornasse indietro lo rifarebbe la curva? Sì, lo farei, se sapessi cosa succederà, no. Certo. Ma sotto l'aspetto volontà, certo. Lo stadio non è bello, assolutamente, non è bello, la volontà era migliorarlo, non sarà finito così. Le 2 parti laterali saranno chiuse, per cui alla fine sarà qualcosa di decente, non stupendo, sarà tolta la pista vecchia perché non è la norma, sarà messo un po' a posto.
Però si tratta solo, sindaco, di una piccola porzione, perché poi c'è un'altra curva dall'altro lato su cui al momento non c'è niente. Mai fatto, il credito positivo ci aveva offerto 4 milioni, basta, mi sono già imbarcato su una situazione difficile, non lo farò mai più. Ma non avete mai valutato, mai pensato a soluzioni alternative? Per esempio si parlava tempo fa, il sindaco prima di lei, il sindaco Bitonci, parlava dello stadio per esempio plebiscito. Cioè, voi al di là dello stadio plebiscito avete mai valutato seriamente, concretamente altre ipotesi rispetto all'Euganeo? Non c'è nessuna, realisticamente non c'è nessuna ipotesi. No, è possibile, non c'è viabilità, non c'è niente altro. Certo. Proprio, fa fatica già lei di andare a giocare, no, assolutamente. Questo è lo stadio. Certo, se ad esempio la società vuole comprare, ben venga, però chi compra uno stadio? Certo. Bisogna essere una società che sia almeno in Serie A, che abbia risorse economiche da investire. Non c'è la voglia di tenersi lo stadio, magari qualcuno lo comprasse, non c'è problema, assolutamente. Per cui, intanto bisognerà accontentarsi magari negli anni un intervento di qua, un intervento di là, chi lo sa che prima o poi non ci sarà nient'altro. Bene, oggi con le risorse che non sarà solo quello sistemato in maniera definitiva, cioè la parte centrale sarà chiusa a fare un po' di effetto catena, ma non ci sarà altro. Onestamente, sì, Giorlini, ma non altre cose. Sicurezza, migliorata la sicurezza su indicazione del questore, sarà tolta la pista che è brutta, ma la lontananza delle due tribune resta, non c'è niente da fare. La curva sarà vicina, per cui portate pazienza, fa star male anche a me come tifoso, come sindaco. Mi imbarazza moltissimo, ma imbarazza tutte le cose che non riesco ad andare avanti, in cui mi ero illuso che i tempi fossero diversi, dal PP1 all'IFIP, tantissime cose. Rimango sbalordito ogni tanto dei tempi che abbiamo, perché basta qualsiasi trarramianto e c'è questo, non funziona, dobbiamo rifare la gara. Ma ragazzi, l'amministrazione pubblica, vi garantisco, e vengo in un altro settore, che è complicatissima. Nelle mie illusioni dei tempi, non è così, i tempi sono dilatati al massimo, ma non perché è colpa di qualcuno, non perché abbiamo funzionari che non sono capaci di lavorare, anzi perché il nostro paese funziona così, perché abbiamo dei funzionari, per fortuna nostra, eccezionali. Noi siamo riusciti con il merito dei nostri dirigenti, dei nostri funzionari, a portare a casa qualcosa come 648 milioni di PNRR. Nessuna città italiana a rapporto abitante ha portato a casa tante risorse già. E noi dobbiamo mettere a terra entro il 2026. Certo, bisogna correre. Assolutamente sì. Ci prendiamo una brevissima pausa, andiamo in pubblicità, al ritorno parliamo di un'altra grande opera della città, ma non vi svegliamo nulla al momento. Quindi rimanete con noi, a tra poco con la seconda parte del Sindaco risponde.